A corner è il momento di tirare le somme di quella che è stata la gara di sabato sera al Massimino, una vittoria 4-0 larga, la prima con un punteggio così largo in casa per il Catania e la prima della nuova era, diciamo così, quella legata agli innesti, al calciomercato, un calciomercato che riserverà ancora delle novità in casa Catania. Ne parleremo questa sera e lo farò come sempre insieme ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera Alessandro. Ben trovati. Buonasera a Nicolò Zanellato. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Buonasera anche a Naomi. Buonasera, sono preoccupata di questo giro strano che stai facendo di saluti oggi. Buonasera Ci sarà un Angelo, motivo. che succede? Tranquilla. Ok. Buonasera anche ad Angelo modello. Paganè. Buonasera. Nicolò, non mi Te lo guardare sei portato così. dietro con questo Allora, per me è diventato una specie di copertina di Linus che mi sapeva ieri per la prima volta con quei gradi che c'erano fuori. Allora ho preferito mettere un giubbotto del genere. Ci ha portato 4 gol, non è stato apprezzatissimo dalle persone a casa, però per me diventa una coperta di Linus importante, perché se questo giubbotto ha portato 4 gol, una vittoria convincente del Catania, e allora tanto vale che io stanotte non l'ho proprio tolto ho dormito con Niente questo più giubbotto. buone, il piumino. Angelo, sei il nostro omino Michelin. Assolutamente, l'omone Michelin in questo momento. Allora, visto che Però ringrazio i telespettatori, perché voglio dire, alla fine Sono attenti. ma adesso lo devi portare sino praticamente alle alte temperature, cioè fino a 40 gradi, piumino. Sarà praticamente un corredo che magari non indosserò ma porto dietro. Allora, mercoledì prossimo a Rimini, Sì. primo collegamento, così. Cioè, vi ho risparmiato il cappuccio. No, quello no. Questo l'ho proprio risparmiato, ma c'è anche. Allora, parliamo anche di calcio Le cose stasera. serie, se no Parliamo anche di Zanellato va calcio. via subito. Permettetemi di andare a salutare anche i cugini che non vedo sul mio monitor di servizio, ma fra poco li vedrete anche in onda. Buonasera anche a voi. Buonasera. Ciao ragazzi, posso dire una cosa immediatamente, visto che Patanè è protagonista? Beh, se il protagonista è No, Patanè, basta, il protagonista è solo Zanellato. Patanè può parlare. Noi siamo rimasti veramente sconcertati da Addirittura. più scongettati dall'email passata uno ascoltatore che diceva che in caso di vittoria di Coppa Italia si denudava Patanè. Eh sì, ma è una promessa. Esatto, ma secondo Una voi se minaccia. c'è qualcuno in studio che si deve denudare in caso di vittoria di Coppa Italia? È Alessandro Vagliasindi. Esatto. Allora, Presente. allora, poi ci ragazzi, immaginiamo già il calendario. rientriamo nei ranghi e vediamo il riassunto della partita in questo montaggio che ha fatto Ottavio Longo con delle note particolarissime. Sentite e vedete insieme a noi.
Allora, abbiamo raccontato questa partita con questo montaggio, con questa versione techno della Traviata, abbiamo sentito degli acuti particolari, abbiamo sentito anche un po' di effetti particolari. Nicolò, cominciamo da te. È sembrato un Catania diverso. Ne abbiamo parlato oggi nel corso di anteprima con Alessandro Vagliasindi. Un Catania più corto, un Catania che ha occupato meglio gli spazi, che ha presentato due attaccanti di un certo peso lì davanti, perché si è trovato bene, mi pare di capire, l'ha detto anche Di Carmine con Rocco Costantino. Insomma, mi pare che forse si incomincia a intravedere qualcosa di diverso rispetto a quello che fino a questo momento ci aveva accompagnato. Beh sì, sicuramente è stata una partita positiva su vari aspetti, come hai detto tu, e avere 2 punti di riferimento in avanti ha anche aiutato sicuramente noi nelle retroguardie a essere più cinici, più pericolosi, creare un po' più di fastidio ai difensori. E è andata bene così, speriamo di ripeterci anche nelle prossime partite. C'è stato bisogno di uno schiaffo come quello di Crotone per tirare fuori questa prestazione, oppure i fattori sono altri, l'arrivo di questi nuovi compagni, una ventata di entusiasmo che inevitabilmente portano dei nuovi compagni di squadra, o ci sono altri motivi secondo te per questa diversità di prestazione da Crotone a sabato? Come hai detto tu, una persona che va in una nuova squadra sicuramente è sollecitata sin dall'inizio a dare il massimo, soprattutto in una piazza come quella di Catania. In più, venendo da una sconfitta brutta come quella di Crotone, sicuramente le antenne erano molto ben drizzate rispetto magari ad altre occasioni in casa con squadre dello stesso livello, diciamo, del Brindisi. Però devo anche dirti che venivamo da una bella partita anche a Benevento, in cui mi sembra che il risultato sia stato molto soddisfacente, anche la prestazione, quindi è sicuramente un insieme di equilibri che vanno trovati, e una volta che vengono trovati vanno mantenuti. Oggi, proprio in anteprima corner, ho detto che a mio avviso questo può essere veramente un punto di partenza, nel senso che si ha la sensazione che adesso ci sia una squadra intesa come appunto compagine affidabile in tutte le situazioni che la partita presenta, anche in momenti di difficoltà, in controtendenza rispetto magari a un andamento in cui la squadra a delle avversità accusava fortemente il contraccolpo. La sensazione, ma è solo una sensazione mia, vorrei sapere cosa ne pensi, è che da sabato sia veramente iniziato il campionato del Catania in chiave recupero e risalita. Ma questo possiamo saperlo e posso darti la conferma solo nelle prossime partite, perché era già capitato di fare magari ottimi risultati e magari non seguivano prove altrettanto buone, perciò è tutta una questione appunto di continuità, e sicuramente fare 4 gol contro qualsiasi squadra è difficile, cioè, quindi quello che dici tu è giusto e mi trovi concorde. L'equilibrio l'abbiamo trovato, altrimenti non avremmo potuto fare una prestazione di questo tipo, e speriamo di poterlo mantenere anche in futuro. Nicolò, tanta esperienza in campionati importanti, no? Giovanili del Milan, crescita ovviamente in una società che ha delle basi importanti, solide, quindi con regole, con criteri di altissimo profilo. Poi insomma le tue esperienze a Crotone, quella della SPAL, poi arrivi a Catania, e arrivi a Catania con un bagaglio di esperienze che ovviamente ti portano a rappresentare probabilmente una figura significativa, importante, non ti dico di leader di centrocampo, e ora ti sei ritagliato un ruolo che probabilmente è quello che ti si addice di più rispetto agli altri tentativi che sono stati fatti dall'inizio di questo campionato. Ti senti maggiormente protetto in un ruolo dove giochi da play e cominci magari a dettare i tempi di un'azione, ma con un occhio più importante anche alla linea di centrocampo. E questo è il tuo ruolo?
Beh, sicuramente a me piace molto toccare il pallone durante la partita, cioè penso di essere uno dei giocatori della squadra che fa più passaggi, che tocca più palloni, che si mette, diciamo, più a disposizione anche per passaggi semplici che per me sono fondamentali. Ed era quello che l'altro argomento, il Immaginavo. passaggio, esatto, il passaggio semplice, la cosa facile. Beh, quello io l'ho imparato nei vari campionati che ho fatto, anche diciamo di un livello superiore. Non c'è sempre l'opportunità di poter far male all'avversario, sono azioni che vanno costruite, anche perché se perdi palla il livello dei giocatori è molto alto e quindi capita che magari prendi gol, perciò il pallone non va mai perso, questa è la mia idea, a costo anche di fare 2 o 3 passaggi in più, tanto lo spazio prima o poi si trova, quindi questo è quello che io voglio mettere a disposizione per il Catania, quello che ho sempre fatto nelle squadre in cui ho giocato, perciò sicuramente giocare da play o giocare a 2 come, diciamo, il mister mi sta proponendo in questo periodo mi agevola sicuramente e mi piace. Allora, adesso sentiamo cosa dice Lucarelli di Zanellato, vediamo perché abbiamo ritagliato, l'ho fatto assieme ad Angelo Pandolfo prima di andare in onda, su segnalazione di Alessandro Vagliasindi, è un minuto della conferenza stampa post gara di Lucarelli di sabato. Sentiamo dunque Lucarelli. Lui ormai è ribattezzato Socrate, vecchio giocatore della Fiorentina. No, lui è un giocatore. Quando io venni qua e dissi la prima conferenza stampa, dissi che non mi capacitavo di come un giocatore come Zanellato non avesse trovato spazio, perché è un giocatore che secondo me nel ruolo giusto ha dei tempi di giocata importanti, cioè lui prima che gli arrivi la palla ha già capito quale passaggio deve fare, e questa secondo me è una dote molto importante. Da mezzala magari per la fisicità che ha può fare un po' di fatica a attaccare gli spazi, attaccare la profondità, a cambiare passo, però o a 2 o come play dei 3 secondo me è un ragazzo che sa il fatto suo, la sua carriera parla per lui, è un giocatore sicuramente di livello importante. Allora, cosa rispondi? Sicuramente avrei già risposto. Risponderà in portoghese. A me mi piace rispondere sul campo più che a parole, però naturalmente mi lusinga quello che dice il mister. Io e lui abbiamo un buon rapporto, diciamo che non penso di assomigliare proprio esteticamente a Socrate, però è un giocatore che ha le mie caratteristiche, non è la prima volta che... Abbiamo fatto un accostamento, lo stiamo vedendo, guarda, grazie alla regia vediamo sull'Edwall e adesso lo vediamo a schermo pieno, da una parte ci sei tu, dall'altra parte c'è Socrate. Anche perché poi Nicolò è il classico milanese, no? questo viso un po' Socrates mi sembra che poco, non troppo gli somigli. Però voglio dire, probabilmente Lucarelli, per dire queste cose, non è la prima volta che me l'hanno detto, e effettivamente poi a furia di sentirlo, ti dico la verità, sono andato a vedere come giocava e un pochino devo dire che spero di assomigliargli. Era un giocatore totale che vedeva prima i passaggi, giocava semplice quando serviva, si metteva a disposizione ai compagni, e quindi mi piacerebbe molto fare un quarto di quello che è. Anche no, Socrate con la maglia nazionale, e Nicolò in nazionale, seppur under 21. La maglietta del Brasile dell'82, esatto. Mondiali in Spagna e Brasile-Argentina, la partita credo sullo sfondo, esatto, la maglia dell'Argentina. Esatto. Ma a proposito del rilievo che faceva Lucarelli in conferenza stampa, la meraviglia per le potenzialità non compiutamente espresse da te. Facciamo un passo indietro, perché è anche un po' un segno del destino. Abbiamo il tempo, abbiamo da velocissimo, velocissimo. È come un segno del destino. Novembre 2019, Under 21 azzurra, gioca al Massimino, vince 6-0 una partita di qualificazione, e tu sei titolare e fai anche gol con la maglia della nazionale azzurra.
la proiezione di quell'Under 21 dove poi c'era Scamacca, c'era Ken, c'era poi Frattesi, se ricordo bene, insomma un gruppo di Locatelli, un gruppo di giocatori che poi oggi sono in pianta stabile in Serie A e nel giro nazionale maggiore. A te che cosa è mancato rispetto a loro per non essere lì in quel contesto, per poter dire la tua a quel livello? Ma guarda, sono circostanze che sfuggono in un attimo. In quel periodo io giocavo in Serie A e mi ricordo avevo appena fatto gol a San Siro contro l'Inter, era un periodo molto bello per me e paradossalmente magari c'erano altri compagni che adesso vedi giocare in Serie A che non stavano vivendo magari un periodo di forma ottimale. Fa tanto anche, sai, la squadra in cui sei, perché sono stati anni bellissimi a Crotone, ho fatto 2 anni la Serie A, però purtroppo, sai, un conto è farla all'Inter e un conto è farla al Crotone. Forse c'era un overbooking lì in mezzo al campo in quel periodo della nazionale maggiore. No, sì, del nazionale maggiore sì, però sai, eravamo ancora giovani. Però io mi ricordo giocavo con Locatelli, con Zaniolo e con Frattesi, ho sempre giocato con loro e mi sono sempre trovato bene, loro si trovavano bene con me. Però uno giocava nella Roma, l'altro giocava nel Sassuolo, capirai. Io giocavo nel Crotone, siamo retrocessi e la visibilità è ben differente. Certo. Allora, vi chiedo un attimo di bontà, fra poco chiedo a Naomi di preparare un po' di messaggi e noi ci fermiamo, una breve sosta, torniamo fra pochissimo. Di nuovo in studio, allora come promesso andiamo da Naomi per una prima raffica di messaggi. Io cercherò di fare slalom tra un parere scientifico e un insulto a Padanè, sarà molto difficile. Partiamo intanto con Padanè. Padanè, se dovessimo arrivare in finale playoff ti voglio con bermude e giubbotto, scrive Salvo Cavallaro. Poi ancora, giubbotto fortunato ma un Niucattao ci sui sconti. Per Nicolò, dove lo ha acquistato ci sono gli sconti invernali. Padanè, si cuccao con giubbotto poker, scrivono. Padanè, chi è il tuo stilista? Stevie Wonder. Va bene così, Vittoria Schiacciante. Questa è la liscia catanese della quale parlavamo prima con Nicolò, che impara, se devi vivere qua, e ti auguro lunga vita a Catania, calcistica ovviamente, devi imparare anche a vivere con questo approccio che è quello che si chiama liscia catanese, che è un incipit soltanto catanese, non lo trovi da nessun'altra parte del mondo. Torniamo di nuovo da Naomi. Facciamo i seri adesso, dai. Sì, dai, parliamo di calcio. Esatto. Coppa Italia, una riflessione anticipata per Lucarelli. Riutilizzare Livieri, almeno nelle partite di ritorno, per la possibilità di dover andare ai calci di rigore. L'attuale portiere di riserva è fortissimo in questa specialità, al contrario di Beders, scrive Sergio. Ancora, il Catania ha disputato un'ottima partita sabato, spero che prestazioni di questo tipo possano incoraggiare la squadra a dare sempre del proprio meglio in campo. Vittoria schiacciante, se giochiamo sempre così non ce n'è per nessuno. Forza Catania, Carmelo, Padanè su giubbotto è scandaloso, come sempre. Senza Chiricò vinciamo sempre, puntini puntini, significa qualcosa. Prudenza con l'euforia, anche se sabato si sono visti progressi contro il traballante Brindisi. Saluti Orazio da Riposto. Mi ha commosso moltissimo quello che ha scritto Lorenzini andando via da Catania. Ecco, le domande su Lorenzini sono parecchie. Padanè ti chiedono perché se n'è andato Lorenzini. Te lo dico perché non trovo il messaggio, ma lo vogliono sapere da te. Padanè, pari alla Tartaruga Ninja, Forza Catania, Tommy Darineri. E per il momento mi fermo qui. Si ferma qui perché poi ci sarà un'altra cosa su Lorenzini di Angio e poi dico una io su Livieri. Ma Lorenzini è andato via perché ovviamente in un contesto di squadra dove avrebbe potuto giocare alcune partite, ma per la rivoluzione di cui parleremo, che ancora non si è completata, non si è conclusa, è in corso. Arriveranno almeno altri 3 giocatori, ma dico almeno perché forse adesso faremo un focus poi sul mercato. Lo score sarà ancora maggiore. Se le proiezioni e le prospettive sono quelle di vincere questo, non questo, ma programmare per una vittoria al campionato, probabilmente lo spazio per Lorenzini sarebbe stato ancora più ridotto. Rimangono le doti umane e personali di un giocatore che l'anno scorso ci ha accompagnato in un campionato che il Catania da dilettante ha vinto, rimane una persona che ha uno spessore umano e intellettuale non indifferente. Ovviamente è buona fortuna, in bocca al lupo, perché reputo che sia uno di quei giocatori che maggiormente ha lasciato il segno
Ora se la vedrà con lo Monaco. Ora se la vede con lo Monaco. Sì, non è il Perché caso. la situazione di classifica là non è, diciamo, idilliaca. Hanno perso 3-0 l'ultima partita. La situazione è complicata, non è facile. Su Livieri invece, il rilievo che faceva il nostro telespettatore sulla abilità di Livieri sui calci di rigore in vista del doppio confronto con Rimini e sulla partita di ritorno, perché la proiezione di un'eventuale soluzione dei rigori è per la partita di ritorno. La partita di ritorno è in calendario il 28 febbraio, se ricordo bene, e non so se Livieri il 28 febbraio sarà ancora un portiere del Catania. Esatto. Anzi, penso che sia più probabile che in questa finestra di mercato torni al Pisa. Sarà probabilmente una delle opzioni che il Catania sta valutando. Ricordiamo che è un giocatore in prestito con la possibilità quindi di essere restituito. Non reputo che ci sia spazio per Livieri. Sicuramente non è venuto per fare la riserva Betters, quindi allora è abbastanza normale che abbia desiderio di andare via e quindi tornerà a Pisa, a mio avviso. Allora io vorrei sentire ancora Lucarelli, perché nel dopogara Lucarelli ha detto un paio di cose importanti, soprattutto sul mercato, e poi apriamo anche la finestra mercato fra non molto. Intanto sentiamo Lucarelli. I ragazzi sono stati bravi a non farsi prendere dall'ansia, anche se il gol è arrivato, diciamo, un pochino con un po' di ritardo rispetto a quello che mi auguravo, però alla fine, diciamo, è stata una buona partita. Ora ovviamente quando alleni il Catania devi pensare immediatamente a un secondo dopo e no al secondo prima di quello che è successo in questa partita. A me il 3-5-2, 3-4-1-2 non è che mi piace così molto statico, no? Quindi può essere che a volte giochiamo col 3/4 e le 2 punte, può essere che a volte giochiamo con Cicerelli come quinto, quindi il 3/4 esterno, quindi per cercare di non dare dei riferimenti agli avversari, e poi piano piano, quando avremo la rosa al completo, vorrei poter lavorare sul difendersi in una maniera con un modulo e attaccare con un altro. Ma in tutte e 3 le parti dobbiamo completare per il solito famoso discorso delle coppie, e quindi dietro in questo momento siamo un po' contati, anche perché Silvestri non promette bene la cosa e quindi potremmo fare degli innesti in difesa, a centrocampo, e poi qualcosa davanti vediamo. Allora, fra poco, sì. Posso tradurre questa ultima considerazione? Traduciamo subito. Allora, 2 difensori, un centrocampista, un portiere abbiamo detto, 2 difensori, un centrocampista e un 3/4. Questi sono gli obiettivi. Si rifà la squadra. Già 7 più abbiamo detto forse 4-5, arriviamo a mezza rosa, da 24 prende 12 nuovi, sarebbe una vera rivoluzione. La squadra completamente no. Allora chiedo alla regia adesso di fare uno sforzo e di seguirmi, perché andiamo a vedere il primo episodio che abbiamo. Bello questo messaggio, perdonami, Zanellato sembra separato alla nascita da Tamberi, il saltatore in alto, e anche un po' Rabiot, ti fanno questi... Sì, me l'hanno detto un sacco di volte. Questi accostamenti. Adesso regia, penso che hanno preparato qualcosa. Vediamo un po' cosa troviamo. Intanto andiamo a prendere questo episodio, che è il primo episodio della Moviola che abbiamo diciamo ritagliato dalla partita, perché si tratta del gol che in realtà è un gol fantasma, quello di Carmine. Che era gol, per me era gol. Gollissimo. Adesso lo vediamo, siamo qui per commentare intanto le immagini e poi due scatti importanti da dietro la porta. Ecco, questo è il momento, diciamo, che basta guardare la posizione del corpo. Qui ce n'è una di immagine che facciamo vedere, è una foto, e poi ce n'è ancora un'altra che segue proprio quella che vi stiamo mostrando, nella quale c'è un'altra prospettiva, e questo. E qui ancora non ha completato il movimento il portiere, quindi è evidente che in quel frame successivo la palla ha varcato completamente la linea di porta, quindi a mio avviso è gol. Non so tu cosa hai visto al campo, Nicolò. Io purtroppo avevo un avversario davanti, quindi non ho visto, costruito. Sembrava fosse dentro, anche se devo dirti non è proprio, se devo essere sincero, un errore clamoroso, cioè perché veramente anche l'arbitro era coperto, se pensi che nemmeno le immagini riescono a chiarire, quindi... L'assistente però dovrebbe essere in linea.
Però c'è il corpo del portiere che secondo me istruisce la visuale. C'hai magari i difensori davanti, per questo che servono, diciamo, le tecnologie. Posso fare una chiosa sul gol? Sì. Nel senso Quale che gol? Su quale gol? Su questo, non gol. No, relativamente proprio a Di Carmine, che magari non avrà avuto la palma del migliore in campo nella partita di ieri. Ah, l'ha avuta? Di Carmine, Di certo. sì. Ieri, Allora, per me è il migliore. Anche per me. Per l'importanza anche del gol, perché le partite le apri col primo gol, quindi quella ha un valore inestimabile. Rimane per me un giocatore esempio, ne volevo parlare con Nicolò. Io di attaccanti, 35 anni che faccio questo lavoro, ne ho sentiti parlare, ne ho intervistati tantissimi. Di Carmine è davvero un maniaco del gol, cioè uno che ha in testa la voglia di segnare, e non si sazia, è proprio uno che come impulso di squadra può essere un autentico motivatore. A volte i motivatori sono a centrocampo, altre volte sono in difesa. Lui mi sembra davvero uno di quelli che vive per la realizzazione, e per voi non può che essere un esempio nel gruppo, anche in relazione ai più giovani che sono arrivati. Beh sì, quando hai un giocatore esperto come lui che ha ancora questa fame, esatto, una fame atavica di gol, sicuramente è un plus importante per tutti i giocatori, in particolare per magari i suoi compagni di reparto, per alcuni che magari fanno questa categoria da poco tempo. Insomma, prendere spunto da un attaccante così è sicuramente importante. Quindi sono d'accordo con te. Allora, adesso andiamo a vedere qualche altro episodio da Moviola. Vediamo il gol di Carmine. Abbiamo i gol, abbiamo selezionato i gol e quindi ne andiamo proprio a vedere. Per restare in tema, andiamo a vedere quello che secondo me è un capolavoro, perché è un gol di alta fattura, e mi ha ricordato uno dei tanti gol di Jonathan Spinesi col Catania. Non so se ti ha dato nella propria postura e nel tiro. Sembra un gol di Spinesi. Prende, non ci pensa. Sì, bravo anche Peralta a dargli diciamo, il pallone con i giri giusti. Ma però Zammarini a recuperare quella palla per Zammarini campo, che fa pressione alta, recupera, Peralta attento a leggere il movimento giusto, perché Costantino si allarga a sinistra, Di Carmine si allarga a destra, gliela dà in verticale e poi lui... Ha ragione, sembra uno dei gol di Spinesi, controllo col destro, rapido, subito con boom, all'incrocio. Va a cercare forse la soluzione che tecnicamente è la più difficile, Nicolò, perché a quel punto potresti provare tocca rientrare, magari la piazzi sul secondo palo, invece va a cercare proprio il palo, l'incrocio del portiere. Sì, lui lì prova a tirarla, diciamo, sotto la traversa, che è il punto più difficile, anche perché il portiere deve muoversi in poco tempo e alzare le braccia lì, insomma, è molto difficile. Ci aveva già provato a Crotone, in diciamo, un frame simile, anche se la palla lì rimbalzava. Però insomma questa è l'esperienza di cui parlavo prima, cioè magari un altro giocatore sarebbe rientrato, avrebbe fatto qualcos'altro, lui lì sa che la deve calciare lì, poi se il portiere la para fa una bella parata, se no segni ed è stato premiato. Esatto. Prossimo episodio da Moviola, così chiudiamo quelle che sono, diciamo, le vicende che riguardano. Fra poco andiamo dai cugini, che abbiamo anche la rassegna stampa, arrivo fra poco da voi. Ma di Socrate ha parlato Lucarelli, non è che abbiamo parlato noi, assolutamente. Cioè, ci stanno quasi vediamo il 2-0 del Catania, che è il terzo episodio da Moviola, lo dico alla regia. Ci siamo... Il tuo giubbotto modello cacocciolo arrostito. Eccolo qui, non ci distraiamo, torniamo alla partita, dai, questo è il 2-0. Allora, qui il dibattito subito... Penso che fosse un cross, no Nicolò? Ma dovresti chiederlo a lui, ma poi magari si offende se svelo qualcosa, però sì dai, non era un tiro questo, però comunque è stato premiato perché prendersi una responsabilità in qualsiasi zona del campo può portare anche a questo, e quindi per fortuna, perché ci ha dato una bella mano, ci ha portato sul 2-0, è importante. Un bel compagno di viaggio Zammarini, averlo accanto secondo me è il massimo per un centrocampista, perché fa un lavoro enorme. È un giocatore intelligente che
ti aiuta magari dal punto di vista del contenimento e della, diciamo, propensione a una bella gamba, e giocarci insieme, almeno io personalmente mi trovo bene, come con gli altri miei compagni di reparto. La verità è che stiamo scoprendo, tra virgolette, questi giocatori soltanto nell'ultimo scorcio di campionato. No, pensare che Nicolò c'era dall'inizio del torneo, Zammarini pure, eppure al di là del Castellini ha avuto una crescita nelle ultime partite esponenziale, rimane il crack. Sì, ma è in una fase ascendente incredibile, cioè sta giocando partite. Il mercato di quest'anno del Catania, se qualcosa è stato azzeccato in pieno, sono state le conferme, soprattutto degli under, partendo da Beters, Castellini e Chiarella, che rimangono 3 giocatori che nella proiezione futura possono rappresentare non solo un valore aggiunto. Tu studi economia, no, Nicolò? E quindi un grande economo. Un grande economo, però no, un giocatore che studia poi mi fa anche piacere, perché vuol dire che ha voglia di crescere al di là di quello che... Compagno di corso certamente no, però di facoltà magari di Chiellini, che si è laureato in economia anche lui. Esatto, non sono, però Chiellini ci è arrivato qualche anno in più. Ci è arrivato dopo, ci mancherebbe altro. Ci è arrivato molto dopo. Però dico, i valori aggiunti di questa squadra rimangono gli under che avevano l'anno scorso, ma giocatori che sono arrivati come Zammarini e Zanellato per fare il salto di qualità, per un girone d'andata non vi abbiamo visti. Posso chiederti in 10 secondi, cioè, cosa vi è successo in quelle prime 15-16 partite di questo campionato a corrente alternata? Cosa c'era che non ha mai funzionato per intero? Personalmente posso dirti, io sono arrivato dopo gli altri, perché sono arrivato a settembre e non avevo mai avuto l'opportunità, anche giustamente dovevo riprendere anche la condizione, dato che non avevo fatto il ritiro, quindi se tu ci fai caso io avevo giocato 10 minuti, 15 minuti. Un quarto d'ora, sì. Non mi era mai capitato di fare 2 partite di fila. Benevento ho giocato a Crotone, e questa, diciamo, era la seconda partita di fila, se tu ci pensi, perché dopo Benevento c'era stata la sosta. Sì. Quindi è la regola, diciamo, più antica del calcio, cioè più giochi, più prendi condizione e più puoi anche esporti, fare, diciamo, le tue giocate, essere capito anche dai compagni che imparano a giocare con te, imparano quali sono le tue qualità, e penso valga la stessa cosa per Zammarini. A distanza di tempo è uscito fuori anche lui in maniera positiva, e succederà così anche per tanti altri. Sì, per tanti altri, ecco, quindi. Dobbiamo correre adesso, fra poco torno da Naomi, però vorrei vedere gli altri 2 gol, così chiudiamo il capitolo diciamo partita e vediamo il 3-0 del nel frattempo, se la regia può preparare, dopo aver visto i 2 gol, il confronto delle medie realizzative. Questo lo facciamo fra un attimo, perché vorrei sentire anche i cugini che lì sono, che ci stanno aspettando, perché devono fare la rassegna stampa anche. Andiamo al terzo gol. Vediamo il terzo gol. Che poi è un calcio di rigore. Vediamo un qui po'. Qui c'è un bel cross di Castellini e Gorzeleschi che ma è ingenuo, troppo ingenuo. Commette questo intervento più che scomposto. Liscio e controllo. Sì. E quindi ecco qua il momento di Costantino. Questa rincorsa particolare. Impeccabile, però partire da una parte, poi magari va a finire. Poi sbaglia solo sul cartellone. Esattamente, però voglio dire, forse la foga probabilmente, vorrei andare sotto la curva. Però rimane il gesto, anche l'inizio della battuta del calcio di rigore, quel movimento destro che arriva ad incrociarsi efficace. E vediamo anche il gol del giovanissimo di Marco Chiarella, che finalmente in qualche modo si è liberato di qualche peso, qualche sassolino anche dalle scarpette. Eccolo qui, l'azione del gol, messo lì, fa 4-0. Poi ha detto che insomma deve essere meno timido. È timido Chiarella in campo? No, però sai, magari quando sei un ragazzo alle prime, diciamo, esperienze, hai rispetto. Diciamo che per me è un ragazzo educato, che sa come comportarsi. Mi piacciono le persone che rispettano magari anche il loro ruolo, però diciamo che in campo poi tutti siamo uguali, quindi che tu abbia 18 o 30 anni
devi esprimerti al massimo, cioè non devi avere nessun tipo di freno o remora, almeno io ho sempre fatto così anche quando ero più giovane, anche perché se rispetti i tuoi compagni poi vieni rispettato e vieni apprezzato sul campo. Vediamo se apprezziamo anche Naomi per una sfilza di messaggi. Tenetevi pronti, stiamo per arrivare nello studio VIP, nella saletta VIP, ragazzi. Naomi. Stiamo arrivando. Allora, intanto sì, vabbè, tutte le similitudini, fattezze fisiche su Zanellato. Tamberi, Rabiot e compagnia bella. Vagliasindi ce l'hanno con te, scrivono Vagliasindi, ma di basetti quando ti levi non si usano più. Scrive Peppe 71. Le basette quando il le Catania rimuovi... vincerà la Coppa Italia. Ancora, smettiamo di dire cose senza senso. Socrates, per favore, se possibile, Montolivo, non so. Ma Poi, lo dovete dire a Lucarelli, non a noi. Esatto. adesso c'è un messaggio, voi dovete sapere che io sono un medium, io porto i messaggi dall'alto, scrivono Socrates, sei bravo e hai talento, ma i palloni, la passare avanti, no? Sempre indietro, n'ha fatto fare sangue e acqua a metà curva sud. Tradotto, hai provocato una serie di sofferenze fisiche alla curva sud perché la palla deve passare avanti. Ancora, domanda per Zanellato, differenza tra Tabiani e Lucarelli. Grazie Dario, curva sud. Ci rispondi tra pochissimo. Ancora, no. Zanellato, questo l'abbiamo già detto. No, facciamo rispondere subito. Naomi, che Prego, dici? va bene. Ormai c'è le fresche la domanda. La differenza? Ma sono due allenatori diversi anche come idee. Con mister Tabiani ci trovavamo bene dal punto di vista del gioco perché ci spiegava molto nel dettaglio, diciamo, le situazioni che secondo lui si sarebbero ritrovate poi in partita. Meticoloso, Pignolo? Sì, no, meticoloso, cura del dettaglio particolare, mentre il mister, che è molto preparato, perché si parla spesso del mister come uomo di temperamento, però in realtà c'è preparazione in quello che ci propone. Anche il fatto di cambiare più moduli in una singola partita è sicuramente una visione moderna del calcio ed è, quello che noto io, molto attento, cioè magari parla un po' meno a discapito di quello che magari molti pensano, soprattutto negli allenamenti, però osserva e guarda tanto e quindi noi giocatori siamo sicuramente più liberi di esprimerci e anche più, diciamo, sotto l'occhio attento e vigile del mister, che poi prende le decisioni in base a quello che vede. Allora, possiamo notare una differenza velocemente, perché poi andiamo dai cugini. Tra poco torniamo da te. Avevamo chiesto alla regia se ci poteva proporre la schermata del confronto delle medie realizzative, gestione Tabiani e gestione Lucarelli. Eccola qua. E guardate, insomma, il salto in avanti in termini di gol fatti. Abbiamo preso in esame tutte le partite, campionato e Coppa Italia, le partite sotto la gestione Tabiani sono state 13 con 13 gol, quindi un gol a partita. In questo consuntivo non c'è Catania-Picerno di Coppa Italia perché fu diretta in panchina da Michele Zeoli, già era stato esonerato Tabiani. Nella gestione Lucarelli invece abbiamo complessivamente 10 partite tra campionato e Coppa Italia, 17 gol fatti, quindi un incremento da un gol a partita a 1,70 a partita, quasi il doppio. E Diciamo questo anche i protagonisti dei gol sono cambiati. Sì, sono cambiati. Prima segnavano solo Chiricò di Carmine, adesso insomma c'è cambiata anche la squadra, un contributo, però, sì, assolutamente, però dico, questo è un segnale secondo me molto importante, perché spesso, Niccolò, il problema del Catania era riuscire a sbloccare il risultato, soprattutto nelle partite in casa. Sì, devo dirti che è sempre difficile sbloccare il risultato, cioè con qualunque mister, pure per il Manchester City di Guardiola, perché all'inizio le squadre sono più concentrate, c'è più attenzione, sono più, anche dal punto di vista fisico, più preparati, non sono ancora stanchi. E adesso è un periodo in cui riusciamo a trovare il gol facilmente, speriamo di poter continuare così anche nelle prossime partite. Allora vorrei andare un attimo dai cugini che sono disperati, fra poco praticamente finiscono sotto il tavolo nello studio. Vediamo un po' la rassegna stampa. Sono diventati nonni. Non vi preoccupate per le tempistiche ristrette, ci pensiamo noi a sdirubare completamente la trasmissione. No, vi prego. Vai, tutto oggi, allora, oggi staremo circa 10-20 secondi di Patanè. Perfetto, esatto. È terribile questa notizia.
Il minimo. Il mio. Cominciamo col chianchiere dello sport che titola, visto che abbiamo vinto più volte 4-0. Terzo poker, solito bluff. Dopo la vittoria sul Brindisi per 4-0, gli etnei saranno capaci di dare finalmente continuità? Vediamo, lo Questa è la speriamo, domanda. speriamo. Clamoroso la metro Cibali. Contenti per la vittoria, tanti tifosi per entrare verso casa si sono recati alla fermata metro di Cibali ed hanno trovato i cancelli chiusi perché l'ultima corsa era alle 22:30. Vero. Si rafforza l'integrazione dei servizi di trasporto in città, in quanto adesso anche la FCE lascia a piedi i propri utenti, così come come già fece da tempo la MT, i cui autobus sono più rari di una sovrapposizione premiata da Chirico. Esatto, la frequenza è quella. Passiamo alla cartellonistica. Importante. Per evitare di fare sdirubare i giocatori durante l'esultanza, il Catania vaglia due soluzioni: o ingaggiare due lottatori di wrestling per placare Costantino dopo ogni gol al fine di evitargli altre cazzicatumole, oppure sostituire i cartelloni in plastica con altri di gomma piuma. Meglio. Direi di andare alla prossima testata, prossima giornata. Olimpico, fumogeni, bottiglie in campo e scontri sugli spalti, la procura indaga possibile la chiusura del Cibali per 3 giorni. Ci sta. Questo non c'entra nulla, È vero. Andiamo con il resto del librino, quindi, che titola 14 colonne. Il Catania vince facendo un uovo con 4 rossi. Il Catania vince sdogandosi con tutto lo scecco contro una squadra, il Brindisi, che si annovera di diritto tra le anniate. Segnano prima l'indispensabile di Carmine, che ha sputtusato la porta avversaria con una bomma, Zammarini con un cross sbagliato, il neo idolo delle Mazzare Costantino, la cui cazzimma ha letteralmente conquistato il pubblico, e infine magari Chiarella. Però voglio dire, così mettiamo in difficoltà Zanellato, perché Ci vorrebbe i sottotitoli. perché non è che riesce a capire proprio tutto quello che dite voi, no? Facciamo una lezione italiano-siciliana a fine puntata. A fine puntata già sarà andato via, Zanellato da tempo, va bene. Le interviste post gara, Zammarini rivela: il gol è una giocata che provo spesso in allenamento. Quando alzo la testa e vedo in aria il solo Dubiscas, piuttosto che crossare preferisco tirare in porta direttamente a centrale. Allenamenti speciali per Chiarella. Marca è troppo affrondolino. Vero. Per sopperire alla mancanza di spittizza, il giovane fantasista etneo è stato mandato ad allenarsi nei cuttighi di San Leone, insieme a una pala di 14enni che lo hanno preso a pallonate miste avvagnate. Lo scopo era chiaro: o se ne torna a casa piangendo e senza portafoglio spatti, oppure esce un po' di carattere. La cura pare stia funzionando. È stato tant'è che ha dato un calcio alla Benderia in maniera matelicissima. Esatto, bravo. In edicola, per resto del librino, come sapete, abbiamo questi regalini. In uscita il libro di Bon Ton di Rocco Costantino, 101 modi di esultare in maniera sobria. Come solo lui sa fare. Finiamo con la chiosa del direttore Pittera, come può tagliunare una cutuliata del genere. Passiamo al Corriere della Fiera. Al Corriere della Fiera che intitola oggi. Vai. Intitola: spopola alla fiera il giubbotto color vomito radioattivo di Patanè. I fan: se il giubbotto porta fortuna deve tenerlo Mario con 40 gradi. Là ci vuole. Il capo d'abbigliamento sta andando a ruba in tutte le bancarelle. L'intervista doppia di Naomi Moschitta. Classica intervista. Due sofisticate eleganze a confronto: Re Carlo d'Inghilterra e Carlo Canebba. Sembra Ferruccio Garden. A giovane sembra Ferruccio Garden. Poi deve partire il Verona. Andiamo al lato sportivo. Gagliano e la quantistica. Il noto presentatore ci spiega come riuscire, grazie ad elaborati e complessi calcoli matematici, a curvare il tempo e lo spazio trasformando 4 minuti di intervento in soli 10 secondi. Ci riesce sempre. Il punto di Patanè: la partita col Brindisi ci ha regalato una vittoria incredibile. Ovviamente l'articolo completo sempre da pagina 3 a pagina 70. Appena. Man mano aumenta perché Sì, esatto, aumenta sempre di più. Vaglia Sinti come sempre si impunta. I 7 acquisti, i nuovi in arrivo, non mi interessa. Voglio un direttore sportivo. Quindi senza il direttore sportivo non può cambiare. Non si può fare. Alt. Passiamo a una testata nuova. L'ultima, ragazzi, L'ultima. l'ultima. Tanto c'era un'altra, la facciamo dopo. Esatto. C'è Novello Rumila, che è il giornale scandalistico scandaloso più o meno, Con sede Eero Belischi. che in sede due obelischi, Barriera. che dà una notizia per Nicolò Zanellato. Se la regia, esatto. E ci intitola: dal Piqueton al Zanellaton. Quindi il Zanellato con Shakira addirittura. Pare che la famosa cantante Shakira se la faccia adesso col centrocampista rossazzurro Nicolò Zanellato. La coppia è stata avvistata al mare, avvistata al lungomare di Ognina, mentre degustava una vaschetta di patatine con tomato e maionese. Maionese. Giustamente, Vero. più invidia dell'ex Piquet. Come avete fatto, mi chiede?
a beccarmi? Come avete fatto? Abbiamo le nostre fonti. Abbiamo le nostre fonti più o meno di Fondaghello. Esatto. L'invidia dell'ex Piquet ha scambiato su una Ferrari per una Panda arruggiata. Infine Shakira. E infine Shakira, la colombiana appare felice e distesa, adoro fare lunghissime, ma soprattutto lentissime, passeggiate con lui. Come so vedere, i giubbotti di Patanè spopolano anche tra le star, Che è diventato un Michael Bublé. Vabbè ragazzi, ricomponiamo, ci stiamo calmi. Ho una domanda da casa per Zanellato. Sì, ce l'abbiamo per forza. Abbiamo due domande, perché non ci si scherza su Nicolò Zanellato, sui temi di gioco e quant'altro. Ci scrive Mario Finocchiaro che ci fa un'osservazione. Il buon Roberto Baggio diceva di sé: è il pallone a correre velocemente, non io. Hai fatto tu questa affermazione del Di Codino. Vero, l'hai fatto proprio tu, quello che devono dire Tutta mia. Esatto. E poi Mario Riolo glielo dite a Zanellato, che è un veterano, di informare Costantino che dietro i pannelli pubblicitari non c'è la piscina. Grazie. Bene, d'accordo. Ragazzi, grazie, fra poco torno da voi, io devo fermarmi, c'è la pubblicità. Chiedo a Ma Nicolò sveliamo un segreto, Costantino in gioventù faceva i 3000 siepi, quindi aveva questa attitudine a saltare la riviera. Dobbiamo liberare fra poco Nicolò, che è stato con noi, si sta, spero, divertendo. Molto, però ha degli impegni. Ti chiedo se riesci a stare altri 5 minuti dopo la pubblicità con noi. Shakira lo Volentieri. In realtà devo andare a comprare il giubbotto. Va a ruba, non lo trovi, sbrigati. Ci fermiamo, torniamo fra non molto, restate con noi. Allora, eccoci, finalmente ce l'abbiamo fatta, L'ho trovato aperto e... Ti sta bene? Spero tu non sia geloso. No, assolutamente no. Se segni però, mi dà la maglietta, facciamo così. Vabbè, questo scambio alla pari. Devo tornare un attimo, torniamo da Naomi per i suoi messaggi, dopodiché salutiamo Nicolò e faremo un'altra sosta e poi andremo a chiudere la trasmissione. Andiamo da Naomi. Comunque, se posso dire una cosa, questo accanimento sul giubbotto, abbiamo capito che il problema non è il giubbotto ma chi lo indossa. Perdonami. Ora fa figo, capito? Capisci la differenza. Zanellato, secondo me, se è in piena forma, è il giocatore più forte tecnicamente che abbiamo in organico. Forza Catania, sempre Nunzio. Ancora, anche questa volta un piccolo furto sullo 0-0, rete inondata con un pallone 20 cm tutto oltre la linea. Zanellato bravo, comincia a fare vedere il suo vero valore, diventerà il nuovo faro del centrocampo rossazzurro. Speriamo che sia finalmente la partita della svolta, scrive Max. Forza ragazzi, stacchiamo il biglietto per la finale di Coppa Italia e speriamo che in finale ci sia il Padova e poi ci giochiamo la nostra chance. Pensiamo a Rimini, perché non è per nulla scontata questa partita. Poi c'è chi ci riporta sul pianeta Terra scrivendo: signori, Jugamu contro Nudo Miscato Cunnenti contro un avversario di poco conto, significa Nicolò, avversario troppo modesto, per dire che qualcosa sia cambiata, aspettiamo la prossima, scrive Tarcisio. Eravamo riusciti a pareggiare anche col Monterosi, quindi insomma... Esatto, ricordiamo, non dimentichiamo. A tutto il Catania mi ha fatto un bel regalo per il mio compleanno, forza Benny, ben per te. Quale Socrates, Zanellato la fotocopia di Rabbiosi, è in campo che nelle fattezze fisiche. Vogliamo il giubbotto di Patanè modello cagocciolo arrostuto. Chiarella, Zammarini, giocatori di altre categorie, scrive Liberto da Catania. A Picerno prova del 9, vediamo se si è cambiata rotta definitivamente. Nicolò, prima di andare via, ma la partita con Rimini, davvero è uno snodo per voi a questo punto fondamentale? Sì, sicuramente è un obiettivo importante, quindi sarà una partita dove metterci ancora più attenzione e ricercare un risultato importante per tutti i nostri tifosi. Per far bene a Rimini però bisogna fare una partita di un certo livello già a Picerno sabato, perché è una sorta di test di competitività su questa doppia trasferta. Anche perché vincere aiuta a vincere, quindi arrivare con buoni propositi e con un buon risultato, tornare a casa con un buon risultato da Picerno è sicuramente fondamentale anche per il nostro campionato e per la nostra rincorsa che vogliamo fare. Insomma, gli sta da figo lui. Il giubbotto lo porti via? Giubbotto se lo porta via. Ovvio. Noi ci fermiamo ancora come promesso, liberiamo dunque Nicolò. Ciao Nicolò, grazie per essere stato con noi, e poi l'ultimo segmento di trasmissione con il focus anche sul mercato. Grazie, è stato un piacere. Cugini, fra poco torno da voi. Salutate. Ciao Nicolò. Benissimo, arrivederci. Pubblicità dopo.
Eccoci, siamo all'ultimo segmento di Corner per questo lunedì. Vediamo adesso il 3-2-1, come sono andate le cose per le squadre in vetta alla classifica con il nostro Francesco Triolo. La risposta che cercava, la risposta che voleva dare, se contro il Monterosi il finale si è rivelato fatale per la Juve Stabia, con l'Avellino a sorriso alla squadra di Pagliuca. Il pareggio 2-2 del Partenio vale doppio come peso specifico per quella che ormai è diventata una solida realtà e che non nasconde più le sue ambizioni. L'allenatore delle Vespe, squalificato, ha tirato fuori umiltà e mordente, oltre ad un ex andato in digesta agli Erpini, Mignanelli, che con la doppietta ha reso vani i gol di Paterno e Ricciardi, evitando così di vedersi rosicchiare ancora punti dalle inseguitrici. Le 6 lunghezze di distanza alle seconde adesso possono essere un bottino da amministrare, puntando su quelle motivazioni che alla lunga stanno uscendo fuori dal gruppo. Chi esce con meno certezze dal big match di giornata è proprio l'Avellino, che contava di dimezzare lo svantaggio, ma pazienza, deve fare mea culpa, perché nella ripresa gli Erpini hanno tirato il freno, creato poco, giocato con meno determinazione. Nel gruppone delle seconde è quella che ha più recriminazione, perché il Picerno il suo l'ha fatto con un pareggio non certo semplice a Taranto, mentre la Casertana non ha proprio giocato contro il Messina. La squadra di Cangelosi si è fermata a 12 risultati utili, ma quel che ha colpito è l'arrendevolezza con cui non ha reagito alla miglior gara dei giallorossi di Modica. La frenata di tutte le prime ha ridato fiato soprattutto a 2 inseguitrici, e attenzione ad entrambe. La prima è il Crotone, che è passata in maniera secca e decisa sulla Turris con un 4-0 che fa il paio con la vittoria sul Catania del turno precedente e rimette i calabresi in scia delle primissime, soprattutto se consideriamo il prossimo impegno casalingo sulla carta abbordabile contro il Francavilla, ma anche ha dato ossigeno ad un Benevento che è crollato nell'ultimo mese prima della sosta. Con l'arrivo di Auteri in panchina ha trovato la seconda vittoria consecutiva, e lunedì prossimo c'è Benevento-Casertana, un posticipo che potrebbe scompaginare nuovamente tutto nelle zone alte della classifica. Eccoci, torniamo di nuovo in studio. È passato un messaggio che abbiamo intravisto sulla partita con il Rimini. Saremo in diretta con Diretta Stadio, sì, e vi dico corner e ci sarà poi corner indomani, ma a Rimini ci sarà Angelo Patanè che ci racconterà questa semifinale di andata con giubbotto d'ordinato. Ma Zanellato se l'è portato via, ne comprare una. Ne prendo un altro. Adesso però vediamo le pagelle. Andiamo da Naomi, le pagelle, Naomi. Iniziamo col migliore in campo, che per l'ultima partita disputata è Samuel Di Carmine, voto 7,5. Bagliasindi scrive: 2 tiri nello specchio, 2 gol. Il primo è erroneamente cancellato dalla squadra arbitrale, il secondo è il detonatore della vittoria, una saetta scoccata di destro che va ad illuminare l'incrocio dei pali. Meno spalle alla porta, più verticale verso l'aria. Il sostegno di Costantino e Peralta lo libera dagli equivoci tattici che ad inizio stagione ne avevano limitato il raggio d'azione. Imprescindibile. E adesso andiamo al nostro campetto. Partiamo dal voto dato a Lucarelli, questa volta 7. In porta Beters, voto 6, Curado, voto 6, Contec 6, Castellini 7, centrocampo Rapisarda, voto 6, Cicerelli 6,5, Zammarini, voto 7, Zanellato 6,5, Chiarella, stesso voto 6,5, stesso voto anche per Celli, e ancora Peralta, voto 7, Welbeck 6,5, in attacco Di Carmine 7,5, 6 per Cianci, 6,5 a Costantino. Per queste pagelle vorrei sentire un minuto. No, anche meno. Anche meno. Su Di Carmine ho già detto, perché era il migliore, non è soltanto il migliore della partita di ieri, ma può essere un esempio per tutta quanta la squadra, per l'attitudine e il fatto di essere un giocatore davvero mentalizzato alla partita, al risultato e soprattutto al gol, lui che fa l'attaccante, ma è un esempio un po' per tutti quanti. Riguardando il campetto, dare qualcosa in più a Rapisarda, che è stato un giocatore che comunque ha fatto il suo. La partita di ieri, anche al cospetto di un avversario apparentemente debole, era comunque una partita impegnativa e seria, perché ne abbiamo viste parecchie. Le pagelle sempre tarate sul valore dell'avversario e sul coefficiente di difficoltà della partita, sempre sottolineiamo questo. Eccellente Peralta, perché è un giocatore che pronti e via si è subito messo a disposizione della squadra, è un giocatore che
si impegna per il gruppo, si innamora di meno del pallone. Questo non toglie probabilmente, ma forse aggiunge qualcosa, la possibilità di riprenderci il Chirico migliore. Cioè, il fatto di avere un giocatore che è un'alternativa importante, che gioca un calcio completamente diverso, può sdoganare in un certo qual senso la possibilità per Chirico. Resta Chirico? Non penso, però ci arriviamo su questo. Reputo, sì, era proprio ragione. Abbiamo superato abbondantemente il minuto. Ho finito. Bene, adesso le contropagelle, andiamo dai cugini perché abbiamo già pronto il loro contributo e vediamo subito il VHS. Subito, VHS no, quello che è. MP3. MP3, dai. Un MP4 facciamo, tra pochissimo. Vediamo le pagelle. Gioia della società. Bedes senza voto. Clavis, ma chi sei pazzo? Ti dai che hai dato un acquisto freddo? Ah, si vede che se il letto non da ghiacciatigna. Me faccia stura ma vi sta fatto uguale con CKP di lana. Full Metal Bedes. Condecchi 6,5. Uso i soldi a questo effetto quando me mamma ci serve andare in stanza. Improvvisamente non c'è più zimmo. Governante Zammarini 7 sdirigna pallone, cura assocuta, lotta e segna magari un gol alla sicurezza. Scelto su chi dendiro chi lo è sdeseccato. Zammasciò Zanellato 7. Quando io che lendo endo so smista pallone che parlano ma fa di cauri Cicciolena Webeck 7,5. Forse era embriaco io perché ho visto scippare pallone con 4 gambe. Minotauro Chiarella 6,5. Come disse Lucarelli, non è che non sa giocare, è che si affronta. Costantino 8. Lotta sta danna e essere una pugna a testa fino a quando non signa con rigore all'Ambrosi. A poi esultanza, costa, sdrubate e schigli che nonostante il leggero frastuono della Cuba undi sono fino a Costa Indipendenza. Chi so capace che sul segno 96esimo si fa bene infatti contemporaneamente. Rocco fa puttosa. Di cammine 6,5. Il calcio è un gioco semplice. Piglia palla, da sistemi e abbi pottindera. Facile, no? Indispensabile, Samuel. Allora, abbiamo visto anche le pagelle, ragazzi. Abbiamo una leggera domanda per Naomi, una curiosità per Naomi. Ci scrive Pippo Sangeli, sicuramente dal titolo nobiliare dal sangue blu, o dal budello blu, che chiede: Naomi, ti si vede la sera Sicilia per review, diretta stadio, corner, ma fai avanti aereo o hai una brandina? Ho una brandina! L'abbiamo sistemata qui in un angolino, quindi è a posto. Ce lo provo, ragazzi, ci sentiamo dopo. Adesso Catania dopo Picerno torna a Catania e poi va a Rimini, non fa un unico, non continua, non resta fuori. Allora vediamo il calendario subito, visto velocemente, il prossimo avversario e poi gli ultimi minuti tutti dedicati al mercato. Vediamo subito allora il calendario con Naomi. Partendo dalla partita di sabato 20 gennaio ore 16:15 si gioca a Picerno-Catania, poi mercoledì 24 gennaio alle 20:30 c'è l'andata semifinale di Coppa Italia Serie C Rimini-Catania, domenica 28 gennaio ore 20:45 Catania-Monopoli, il 4 febbraio alle 18:30 c'è Foggia-Catania, mentre domenica 11 febbraio alle 16:15 Catania-Casertana. Allora, domenica 4 febbraio in pienissima festa di Sant'Agata vi racconteremo su Telecolor la partita del Catania con Angelo Patanè che ci racconterà la sfida dello Zaccheria e poi su Antenna Sicilia ci sarà la diretta alla festa di Sant'Agata. Chiaramente durante la partita, durante diretta stadio, una finestra ci racconterà cosa succede per la festa di Sant'Agata. Poi ancora possiamo vedere il prossimo avversario che è il Picerno? Sì. La squadra rivelazione di questa stagione che soprattutto in casa ha fatto sfracelli, è la squadra che ha subito meno gol in casa, 6 in 10 partite di tutto il girone e complessivamente ha messo insieme 5 vittorie, 4 pareggi e un'unica sconfitta per opera della Juve Stabia.
Allora, ci concentriamo sul mercato? Andiamo sul mercato. Andiamo sul mercato, gli ultimi minuti di trasmissione, tutte per quelli che sono i movimenti del Catania. Lucarelli, oltre alle dichiarazioni che abbiamo ascoltato prima, in conferenza stampa post gara ha detto chiaramente da qui alla fine del mercato può succedere di tutto. Quindi dobbiamo aspettarci ancora tante operazioni sia in entrata che in uscita. Questi sono diciamo, i dati ufficiali che abbiamo finora registrato, con 7 arrivi, 4 cessioni, poi quelli che sono giocatori che rimangono in uscita, cioè Mazzotta, Rizzo, Marsura, Dubicas, De Luca e Popovic. E forse qualcun altro. In più c'è da valutare la situazione fisica di Tommaso Silvestri, che molto probabilmente dovrà operarsi e quindi resterebbe fuori dalla lista per motivi ovviamente di lungodegenza. Ci chiedevamo perché Silvestri non fosse il Silvestri che aveva questo problema, evidentemente esatto. È arrivato già condizionato da questo problema. Alessandro, c'è un tifoso che ci chiede se sono notizie di Sturaro. Allora, non è fantamercato, un contatto tra Sturaro, l'entourage di Sturaro e il Catania c'è stato. C'è chiaramente anche un ingaggio importante, quindi è una cosa che diciamo sotto traccia sta andando avanti, ma non mi sembra di facile realizzazione, almeno ad oggi. Il Catania, come avevo detto prima, ha tra gli obiettivi un altro portiere, perché Livieri, come accennavo, dovrebbe rientrare alla base a Pisa, 1 o 2 difensori, già uno a prescindere dal discorso di Silvestri con l'infortunio di Silvestri. Mettiamo 2. Anche perché se giochi a 3 hai bisogno chiaramente di ricambi specifici per quel tipo di ruolo. Un playmaker, il Catania cerca un playmaker perché probabilmente il Ladinetti andrà via. E poi un trequartista con caratteristiche da seconda punta che possa avere appunto movenze diverse dagli attaccanti che in questo momento sono in dotazione, attaccanti ben messi fisicamente. Magari servirebbe un giocatore con caratteristiche leggermente diverse. Possono risultare nelle operazioni tra entrata e uscita, perché vanno sempre bilanciate. Ricordiamo che il 31 gennaio si chiude il mercato, quindi poi ci sarà da stabilire la lista dei 24, quindi se ne arrivano, faccio un esempio, 10, 11, ne devono uscire 11, al momento ne sono usciti soltanto 4, quindi ci sarà necessità di compensare queste operazioni. Tra le operazioni in uscita che potrebbero andarsi a sviluppare da qui alle prossime settimane, rimane la posizione di Chiricò. È stato un segnale molto chiaro quello di sabato in panchina per 75 minuti. Anche perché probabilmente è l'uomo mercato del Catania in questo momento. Se guardiamo la tabella di destra, che è quella relativa ai cedibili della formazione rossazzurra, sono tutti quanti giocatori. Possiamo vedere la grafica? Sono tutti quanti giocatori che in un certo qual senso sono andate molto al di sotto delle aspettative. Mazzotta totalmente al di sotto. Rizzo è un giocatore che ha confermato quanto di buono sapeva fare, ma le proiezioni, le prospettive erano diverse in un centrocampo che si sta delineando di poi si è anche infortunato, chiaramente. Marsura è stato il flop di questo mercato, Dubicas altrettanto, e quindi sarà complicato per la società andare a cedere questi giocatori o a rescindere consensualmente in settimana il contratto. Mi aspetto che arrivi un altro difensore, questa diciamo è una possibilità, anche perché è il reparto più in emergenza in questo momento sicuramente, e quindi mi aspetto l'arrivo di un difensore in settimana. Dicevo di Chiricò, a mio avviso possibile partente, perché il segnale di sabato è stato chiaro e inequivocabile, ma ci potrebbe essere anche una possibile cessione per Rocca, per liberare appunto uno slot in un ruolo magari dove serve un guastatore, un altro giocatore che si possa abbinare bene a Peralta, a maggior ragione se Chiricò dovesse andare via. Allora, abbiamo finito con il mercato, vado di nuovo da Naomi perché... Con i tempi ci siamo? Sì, okay. 20 secondi, 30 secondi di messaggi, vediamo. Intanto scrivono, su c'era Michele, tutta sta fassa, non c'era. Salutiamo Michele che sicuramente ci sta seguendo. Poi Naomi, ma la maglietta
che indossi è a fo della giubbotto di Patanè. Potremmo dire di sì. Ancora, salutate il grande Angelo Micale, Fabio Loverde, ciao Angelo. A Picerno vinciamo, Patanè ni giugamo sto giubbotto, scrive Piero C. Per Alessandro Magliasindi, vabbè, su Sturare abbiamo già detto abbastanza. Non pensate che il ritorno contro il Rimini la società dovrebbe agevolare gli abbonati, visto quanto successo contro il Sorrento? Se dobbiamo avere paura del Rimini, siamo pessi, scrive Salvo, Tribuna B. Stasera puntata fantastica, tanti gol del Magico Catania e tante risate con i cugini, corner il più bel programma di sempre, forza Catania, ora andiamo a vincere a Picerno. E io chiuderei questa puntata così. Allora, ci fermiamo qui, andiamo dai cugini per un saluto, ragazzi. Alla prossima! Sì. Ciao, grazie, buonasera. Saluto Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Buonasera Angelo, noi ci vediamo spesso e volentieri. Certo, ci vediamo sempre spesso e volentieri, ma ci ritroviamo comunque sabato pomeriggio perché c'è la partita in trasferta contro poi mercoledì. il Picerno, poi mercoledì, poi giovedì, poi di nuovo domenica. Fermiamoci qui perché è troppo. Esatto. No, mi hai preso appunti perché ogni volta che vedo ho preso la brandina, noi appunti. Grazie anche a Naomi. Buonasera, fra poco c'è il telegiornale, a tutti voi chiaramente buon proseguimento con i nostri programmi.